Buongiorno e buon inizio di weekend, amici di Sportisili. Un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 13ª giornata del campionato Under 14 provinciali Girone C tra Sant'Ernesto e Borgonuovo. Vediamo intanto la squadra di casa continuare il proprio riscaldamento. Siamo già oltre il tempo iniziale della partita, iniziare infatti alle ore 9, sono le 9:05, un piccolo ritardo, ma sono sicuro che questa attesa sarà dolce con questo riscaldamento da parte della formazione di casa. Vediamo al momento dei lanci con uno su tutti, il capitano Davide Sistori, che ha fatto già vedere diversi cambi di gioco abbastanza interessanti. Chissà che oggi in partita non ne realizzi qualcuno. Poi bisogna subito analizzare la formazione, perché tra i pali troviamo Giorgio La Rocca, poi con la maglia numero 2 c'è Manuel Canai, con la 4 Simone Locacciato, con la 5 Haviz Brigaglia, con la 6 Francesco Coppola, poi con la 8 Alessandro Mellina, con la 9 Giuseppe Russo, con la numero 10 abbiamo già detto il capitano Davide Sistori, poi con a completare la formazione con la 14 vediamo Marcello Uttuso, con la 17 Gabriele Marsalisi e infine con la 22 Giuseppe Acquisto. Possiamo già cominciare a dire un po' di tattica, perché Acquisto giocherà come mezzala, Sistori invece come ala sinistra, poi davanti alla difesa vediamo Francesco Coppola, come centrali invece dovrebbero giocare Canai e Locacciato, però in realtà attenzione, perché da qui, almeno per come sono posizionati, sembrerebbe quasi una difesa a 3, perché dall'altra parte Brigaglia è largo comunque a sinistra, però bisogna vedere il terzino destro chi dovrebbe giocare, perché adesso cercheremo di capire insomma l'impostazione tattica, perché Brigaglia sembrava quasi giocare vicino ai propri compagni centrali. Intanto è arrivata anche il Borgonuovo, dunque adesso vi lasciamo all'ingresso di queste due formazioni per poi finalmente attendere questi 70 minuti di gioco tra Sant'Ernesto e Borgonuovo. Intanto, come diciamo sempre in ogni nostra diretta, vi accompagniamo con le nostre statistiche. Nel frattempo vi presentiamo lo scoreboard di oggi, 0-0 chiaramente il risultato, poi il cronometro partirà dall'istante in cui ci sarà il primo tocco di una delle due formazioni, vediamo chi inizierà il gioco, se i padroni di casa o magari la squadra ospite, ma continuiamo con le nostre statistiche, perché nonostante il Borgonovo sia una squadra senza classifica, ha realizzato in realtà, ha collezionato 3 punti e si trova a essere la quarta peggiore difesa con 19 reti subite, ma soprattutto il peggior attacco, soltanto 7 gol in 12 giornate giocate. Non è un dato confortante quello della squadra ospite. E dall'altra parte invece Sant'Ernesto al momento possiede il quarto miglior attacco, ma anche la seconda migliore difesa, con 12 gol fatti e 5 gol subiti. Questo è già un dato molto importante, perché abbiamo di lato, abbiamo contro il peggior attacco del campionato, contro invece la seconda migliore difesa. Dunque vediamo se effettivamente questi fattori possano verificarsi anche quest'oggi. Nel frattempo il direttore di gara sta controllando le reti per vedere se è tutto ok, per poi finalmente portare le squadre in campo. E dunque noi invece continuiamo a dire che il Sant'Ernesto invece è una squadra che si trova al momento al primo posto con 9 punti in campionato, è al primo posto, però se andassimo a contare tutte le squadre facenti parte di questo campionato, dunque anche quelle senza classifica, in realtà si troverebbe al secondo, perché c'è l'Accademia che al momento ne avrebbe ben 13, dunque 4 in più rispetto ai padroni di casa, che adesso si stanno insieme al Borgonovo accingendo ad entrare in campo verso la zona mediana, con il direttore di gara che li sta portando lì per poi finalmente iniziare questo match. Ricordiamo, 70 minuti di gioco, due tempi da 35 minuti per questa partita. Tra gli osservati speciali c'è sicuramente il capitano Davide Sistori, l'abbiamo detto anche in precedenza. Dall'altra parte invece tra i pali vediamo Mattia Lopez, poi con la numero 2 Alberto Melia, con la 3 Samuel Vilardita, che è anche il capitano di questa formazione, poi Andrea Scalici con la maglia numero 4, con la 5 Vincenzo Vespertino, con la 6 Matteo Prestigiacomo, con la 7 Francesco Givino, con la 8 Samuele Storlasi, con la 9 Alberto Drago, 10 per Antonino Bosco e infine chiude con il numero 11 Gioacchino Ruisi. Intanto i due capitani stanno decidendo chi batterà per primo. Villardino da una parte, dall'altra abbiamo già detto ampiamente Sistori con la 10. Vediamo chi
potrà avere il primo possesso della palla. Intanto classico cenno prima di cominciare, dunque batti 5 tra le due formazioni, poi finalmente il campo parlerà e il campo potrà dare il suo verdetto finale, ma questo soltanto tra 70 minuti. Si posiziona in campo il Sant'Ernesto, destra verso sinistra. Vediamo subito l'aspetto tattico, perché dicevamo che non eravamo sicuri se una difesa 3 o a 4. Adesso si schiereranno in campo. Nel frattempo c'è il classico momento del circle time, dunque un momento in cui le squadre si caricano a vicenda tra i compagni per poi iniziare il match. Vediamo cosa urleranno i ragazzi di casa oggi. Anche dall'altra parte il Borgo Nuovo, sempre con questo rito. Al momento sembra un colloquio quello del Sant'Ernesto, che non stanno urlando nulla, ma si stanno parlando, forse qualcosa dal punto di vista tattico. E il primo possesso dunque è del Sant'Ernesto, che inizierà con la prima azione da gioco. Sul punto di battuta vediamo Marsalisi che probabilmente scaricherà dietro. C'è Coppola, anche a questo, ma probabilmente darà il pallone a Coppola, che sembra. Dunque è divisa a 4. Inizia anche la sfida. Primo possesso palla per il Sant'Ernesto, che torna dietro dalle parti di Brigaglia. L'ho cacciato. C'è la pressione subito molto alta da parte degli avversari. Poi Acquisto sbaglia. Cerca il Borgonovo di conquistare il pallone in pressione. Non ci riesce. Poi Sistori lascia scorrere. Ha cercato questa giocata un po' complicata, lasciando andare il pallone, ma non ci è riuscito. Scalici di testa, la tocca Bosco. Poi mette una pezza a Coppola. Lontana Capitano, poi Bosco di testa ancora. Brigaglia poi difende la sfera. Rimessa su Brigaglia. Poi retropassaggio un po' velenoso dalle parti di Locacciato, riesce comunque a uscirne bene. Marsali si sbaglia il controllo, viene allontanata la sfera da Vespertino. Poi sempre verso Sistori, c'è la sovrapposizione di Acquisto che vuole autolanciarsi, poi viene chiuso molto bene dalla chiusura difensiva da parte di Melia. Brigaglia, Coppola, buono qui l'aggancio, alza lo sguardo, poi si appoggia su Mellina. Sistori torna direttamente dalle parti di Canai e poi l'ho cacciato. Poi il velo da parte di Acquisto, cercava forse con il tacco addirittura di servire il compagno, non si sono capiti due. Dunque agisce Scalici come terzino destro, centrale invece sarà Villardita. Pallone lungo, cercare il colpo di testa che viene realizzato. Poi Bosco la controlla molto bene, cerca l'imboccata centrale, Canai in anticipo. Poi Acquisto, sempre Bosco, uno dei più attivi in questi primi momenti. Posto a posto. Tanto una piccola pallonata, cercato quasi di interrompere il nostro lavoro, ma non ci siamo riusciti. Dunque si ritorna con questa allontanata palla di Villardita, messa con le mani. Brigaglia, poi Acquisto, non ancora lungo, lascia scorrere qui l'ho cacciato, che torna dietro. È anche uno di quelli che abbiamo visto riscaldare abbastanza bene, con tanti lanci. Ci immaginiamo di fatti diversi palloni lunghi per il centrale. Intanto Coppola fa un grande lancio per Brigaglia che taglia tutta la difesa, può puntare la porta. Brigaglia arriva sul fondo, lo pressa Villardita, poi regala il pallone direttamente a Bosco che riparte. Bosco veloce, si autolancia sulla fascia destra, poi però sbaglia. Chiesto forse un po' troppo qui Bosco, che ha fatto una buona giocata in realtà. Poi forse ha sbagliato la cosa più semplice, però la conduzione, perché se la stava portando bene, poi forse un po' troppo in questo caso. L'ho cacciato, cerca la Rocca, Canai, si parte dal basso.
poi la controlla Uttuso che allontana, l'anticipo di Scalici, poi Acquisto, cerca la sinistra sempre Brigaglia che è molto attivo su quella fascia, poi il traversone in mezzo a cercare l'inserimento sia di Marsalisi che anche di Mellina, ma chiude bene in anticipo. Dall'altra parte Melia che mette palla anche in rimessa dal fondo, perché l'ultimo a toccare è proprio Marsalisi. Dunque si riparte dalle parti di Lopez, che però lascia a Capitan Villardita, che andrà probabilmente lungo. Brigaglia, Marsalisi viene chiuso da due giocatori, poi allontana la difesa. Acquisto, allunga dalle parti di Sistori, buono qui l'aggancio, poi viene fermato. Bosco si può ripartire, palla centrale a cercare l'inserimento di Drago, poi Canai allontana senza badare allo stile, ma fa bene perché da lì forse è stata anche la soluzione migliore probabilmente. 4 minuti di gioco, ma già diverse trame offensive sia da una parte che dall'altra. Coppola, Bosco, le finte centralmente, poi casca giù, calcio di punizione, fallo di Acquisto, fallo su Ruisi e dunque calcio di punizione. Adesso è Capitan Villardita ad andare lungo, probabilmente a cercare i compagni in avanti, però bisogna attendere il fischio da parte del direttore di gara. Gioco che si ferma. Un buon inizio da parte del Borgonuovo che, nonostante stia giocando in un campo complicato come quello del Sant'Ernesto, in realtà sta anche giocando una buonissima partita. Almeno in questi primi 5 minuti è stato piuttosto equilibrio. Villardita va a lungo, allontana poi con un buon intervento Uttuso, che agisce lui dunque come terzino. Dall'altra parte c'è Brigaglia. Al momento abbiamo visto Brigaglia però attaccare di più su quella fascia. Uttuso invece è un po' più difensivo. Poi invece il Russo sarà l'ala destra. Brigaglia, buono qui il suo intervento, poi riparte Acquisto con Sistori, si gira benissimo, poi si appoggia a Canai. Qui si complica un po' troppo la vita Canai, perché poteva servire i compagni al centro, invece ha voluto allargare su Brigaglia che attacca tanto su quella fascia, ma questa volta forse non è stata la scelta migliore. Coppola di punta Acquisto, poi allarga il gioco Storlasi a cercare Gibino, che però non arriva tra i piedi del 7, dunque rimessa regalata a Sant'Ernesto, di testa la tocca a Russo, poi Melia, Villardita, qui regala il pallone perché c'è la pressione feroce di Marsalisi che lotta insieme a Sistori, poi riesce a conquistare il pallone. Marsalisi dentro l'area di rigore, può crossare, torna però il capitano Villardita e sarà dunque rimessa tra la zona offensiva con Acquisto. Marsalisi la controlla bene, poi buona qui la scivolata difensiva da parte di Scalici, però la palla è in corner. Sarà ancora azione offensiva per il Sant'Ernesto che batte in mezzo, non la prende Canai, poi la palla rimane lì per lo cacciato, ma viene fermato all'ultimo proprio sul più bello e riparte Gibino che si autolancia contro Uttuso, non è però riuscito, rischia tanto Uttuso con Canai che invece si appoggia allo cacciato che allontana la sfera. Poi palla per Sistori che con il tacco prova a controllarla, non ci riesce. Poi Bosco con Sistori, lottano i due, palla contesa, scontro tra numeri 10, viene vinto però dal 10 azzurro, poi Sistori sbaglia contro Ruisi che va a 1000 sul pallone, riesce anche a conquistarlo, dal era molto vicino. Poi scivolata di Coppola, dopo il doppio dribbling tentato e riuscito da parte di Storlasi, però anche l'ultima a toccare, dunque rimessa con le mani per Brigaglia, cerca le torri, Sistori con il tacco, Acquisto centrale, poi Villardita non spreca il pallone, lo porta avanti, 1-2, Villardita per Bosco che scivola, poi riesce quasi a controllarlo, ma in anticipo c'è sempre Coppola che sta giocando come vertice basso, ma aiuta tanto anche in fase difensiva. Sistori direttamente per la Rocca, palla un po' rischiosa, la controlla il portiere Canai,
viene pressato da Gibino, riesce comunque a servire Ottuso, poi sbaglia il tocco. Sorlati cerca questa conclusione da fuori, non delle migliori in realtà. Questo è il primo tiro della partita dopo 8 minuti, pochi tiri però tanti contrasti, anche un buon gioco da parte di entrambe le formazioni che vogliono vincere questa partita e lo si nota fin dalle prime battute. Brigaglia, sicuramente uno dei migliori al momento. Coppola, rilancio per Marsalisi, sbaglia il tocco, poi l'anticipo perfetto del difensore. Brigaglia chiude ancora, poi Sorlati tocca Marsalisi, lotta contro due avversari, c'è anche Melia per la scivolata parte del difensore, palla che viene inseguita prima che possa uscire da Sistori, che però non riesce, dunque rimessa laterale. È stato ottimo qui il raddoppio da parte di Prestigiacomo, che ha aiutato il compagno a levare il pallone agli ospiti, alla squadra di casa. Poi cerca il tiro acquisto, palla che viene allontanata 2 volte, Villardita, poi Marsalisi cerca la conclusione, poi palla allontanata dallo stesso Prestigiacomo, anzi da Vespertino, che poi aiuta anche Lopez nella sua uscita perché gli consente di andare serenamente sul pallone e a lui fare la guardia. Si lotta a centrocampo, poi Sistori non ci arriva. Sempre buona guardia ancora una volta da parte di Scalici. Bosco con il tacco, Coppola allontana con il mancino, mette una pezza a Prestigiacomo, poi salta, poi non riesce. L'anticipo di Marsalisi che è molto alto, effettivamente vuole sfruttare i suoi centimetri, ma con Villardita è veramente dura riuscire ad avere la meglio, anche lui molto alto. Prova a controllarla intanto Drago, poi palla che viene allontanata, Villardita di testa, questa volta buca l'intervento con Sistori e la tocca acquisto, ma Sistori era già in controtempo, dunque non riesce a trovare il pallone. Palla su Bosco, Brigaglia, grande questo contrasto, una buonissima gara dal punto di vista offensivo, sta spingendo tanto, ma anche dal punto di vista difensivo l'ho cacciato, buona qui la sua giocata, poi si allunga troppo il pallone, lo capisce Ruisi che serve i compagni, Coppola ancora in scivolata, questa è la sua giocata, l'abbiamo già visto più volte, riuscire a risolvere tutto con questi interventi un po' in extremis, ma fa molto bene. Qui anticipa ancora Prestigiacomo, cerca il taglio sul compagno, però non riesce. Canai, l'anticipo di Mellina, Russo, pochi palloni toccati per il numero 9, si gioca tanto sull'out di sinistra, un po' meno sulla destra. Acquisto, poi il pallone che viene allontanato con Scalici sul punto di battuta, ancora Brigaglia, poi Bosco è l'ultimo a toccare, sempre molto bravo il 5, molto attento anche a Fitz Bragaglia, rimessa Ruisi che adesso è un po' al limite, poi si scontrano i due, Sorlati e Melia, riesce comunque ad avere la meglio il Borgonuovo che cerca il rilancio per Gibino, buona qui l'uscita bassa da parte del portiere che sventa tutto. Russo, uno dei primi palloni toccati della sua partita, poi allarga male il gioco, riesce a chiudere molto bene, poi salta anche Coppola, buona qui la sua giocata, allarga per Bosco che può calciare, 2 tempi e poi risolve tutto serenamente la Rocca che va anche lungo in avanti a cercare Marsalese, viene però anticipato ancora una volta dalla difesa. Qui ottima l'azione da parte di Andrea Scalici che ha lasciato la sua posizione di terzino destro per quasi agire come mediano, perché è andato lui a creare l'azione. Aveva fatto anche molto bene, aveva servito Bosco che poi però ha sprecato un po'. Allontana Canai, poi non arriva Ottuso, la controlla con la testa, Mellina la tocca, poi si riparte con Acquisto che ha la meglio nel rimpallo, la controlla, palla su Sistori, pressione alta, si gira benissimo, è capitano, poi scivolata di Scalici, non riesce a fermarlo, Sistori ancora una volta, punta alla porta, allarga,
per Acquisto che va sul fondo, poi crossa in mezzo, trova sul primo palo per un attentissimo Lopez. Azione importante per il Sant'Ernesto che non viene però sfruttata. Cerca Coppola l'intervento, non riesce, poi allontana ancora la sfera. Palla direttamente in rimessa laterale con Villardita che andrà probabilmente lungo, infatti sceglie proprio questa soluzione. Anche per il mismatch tra Drago e Coppola, cioè una notevole differenza d'altezza tra i due. Coppola al momento però sta giocando come un gigante perché non è facile riuscire ad anticiparlo, ma già ci è riuscito un paio di volte. Stavolta la meglio Drago, poi Bosco la porta bene sull'interno, scarica sui compagni, poi buon lavoro da parte di Soldati che però si confonde col pallone tra i piedi e sbaglia, allontana invece Vespertino. Acquisto, poi l'anticipo sempre di Soldati, Coppola allarga il gioco male questa volta. Poi viene cercato Gibino. Al momento un pallone perso da Storlasi poteva costare caro perché era stato attaccato da ben due avversari, lui anziché scaricare il pallone ha cercato un dribbling di troppo. Poi per tanta fortuna del Borgonovo non ha causato nessun pericolo, però Presti Giacomo la porta dietro per Vespertino. Brigaglia torna dietro dalle parti di La Rocca. Anche lui rilancio lungo, minuto 15 di gioco intanto, la controlla Melia, male perché si riparte con l'azione, poi Villardita mette una pezza, Marsali si lotta e l'ultimo tocco è dello stesso capitano Rosanero. Sarà dunque rimessa laterale, da qui sembrava in realtà forse il contrario. Non è per il diretto di gara, quindi intanto rimessa laterale un po' discutibile da parte di Ottuso, che va al centro, cercare i compagni, cercare con Sistori, ma viene anticipata anche lui. Poi Coppola lotta, Drago alla meglio, Bosco con la punta, Villardita allontana, Brigaglia mette sempre l'ennesima pezza. Coppola cerca Russo, l'anticipo di Melia, poi allontana Vespertino senza badare lo stile, ma sempre molto efficace il centrale. Rimessa con le mani, la controlla con la coscia. Poi Bosco in raddoppio, mismatch perso con Acquisto, l'anticipo di Scalici. Poi Coppola decide di fare scorrere questo il pallone e tornare dietro da Canai. Coppola. Coppola non arriva sul pallone, poi Bosco in anticipo contro Acquisto, alla meglio lo strattone il 22 e qui rischia tanto perché questo era molto vicino. Brigaglia riparte, allargata a Sistori che può puntare la porta, palla sulla profondità, poi chiude molto bene Vespertino che si lamenta con il direttore di gara, voleva un calcio di punizione che effettivamente poteva anche starci perché Acquisto era andato ad infastidire il suo avversario, anche forse con un fallo, ma si continua. Palla allontanata, l'anticipo, poi il pallone viene tenuto in campo, l'ho cacciato allo spazio per lasciare sulla Rocca e poi riprende il pallone, lancio di Locacciato, cercare i compagni, non trova nessuno, Melia in anticipo, Vespertino allunga il pallone. Poi La Rocca, palla che passa, Sistoli di testa, Acquisto, non si capiscono i due, poi Coppola in anticipo, sempre un buon lavoro, Bosco lo anticipa, anche per Bosco una grande gara, intanto lotta Russo che vuole possessarsi del pallone, poi con un paio di rimpalli riesce anche a trovarlo, Vespertino invece mette tutti d'accordo, mettendo in rimessa laterale, diciamo dunque il Bosco, una buona gara per il 10 che si era acceso nei primissimi istanti, adesso si è un po' spento ma sta tornando. Invece poco cercato il numero 9 Alberto Drago, pochi palloni per lui, così come per il numero 11 Gioacchino Ruisi, poco cercati, ma si tende a giocare molto qui davanti alla nostra postazione, dunque sulla sinistra del Sant'Ernesto e sulla destra invece del Borgonuovo. Infatti tra i più attivi c'è sicuramente Bosco, come abbiamo già detto, ma anche Scalici per il Borgonuovo, dall'altra parte Brigaglia, Acquisto e anche Capitan Sistori.
Lontana Villardita, poi direttamente dalle parti di Locacciato. Larga su Brigaglia, la pressione molto alta, acquisto di prima, sbaglia tutto, Drago fa buon raccordo, poi Brigaglia lotta ancora una volta, era meglio, sempre molto attento il 5. Canai di testa, poi Locacciato, rischia tanto, acquisto, poi Coppola in mezzo a due, perde il mismatch, poi acquisto ancora una volta, sul rimpallo la meglio, Brigaglia, può ripartire. Brigaglia col sinistro, chiude molto bene Scalice qui, che fa anche gol nella porta, chiaramente non regolamentata da questo punto di vista. Sistori con le mani, batte lui e non è Brigaglia, però lascia infatti al compagno. Sbaglia la rimessa, buono qui il lavoro di Scalice. Poi Lopez sbaglia il rilancio, Presti Giacomo la controlla, Villardita, rimessa lunghissima, Brigaglia la tocca con il destro, poi Locacciato è nettamente in anticipo e infatti torna dalle parti di La Rocca, che poi rischia tanto sulla pressione di Drago. Locacciato, Coppola, Mellina, ha cercato poco il numero 8, si gioca, abbiamo già detto Coppola, scivolata molto decisa, fallo su Storlasi, brutto fallo da parte di Coppola, che in scivolata abbiamo già visto recuperare diversi palloni, questa volta però è andato dritto sull'uomo, però non viene ammonito. Storlasi sembra abbastanza dolorante, infatti interviene anche lo staff medico. Continua a rimanere giù Storlasi, anche lui è partito bene, poi forse un po' si è spento, ma complice il fatto che si gioca tanto, abbiamo già detto, sulla parte di destra per il Borgo Nuovo, quindi con Scalice e Bosco più attivi, sta cercando di accendersi anche Drago, ma al momento chiuso da Coppola e anche dai centrali. Quindi calcio di punizione, conta i passi il direttore di gara con Russo e Mellina che vanno in barriera. La soluzione sembra abbastanza proibitiva perché veramente molto distante, da lì infatti pensiamo forse un traversone in mezzo, ma vediamo. Invece va verso la porta, allontana come sempre Coppola, che è una calamita con tutti i palloni, poi scontro tra Mellina e Melia con l'ultimo tocco che è dello stesso numero 2, sarà dunque rimessa con le mani, vediamo infatti pronto a battere Uttuso, cercare Marsalisi che però non controlla bene. Melia con le mani, palla lunga, Coppola, poi conclusione di Drago direttamente dalle parti di La Rocca che insegue la palla però non riesce a prenderla, sarà comunque rimessa al fondo. Il portiere voleva recuperare questo pallone per ritornare in fase offensiva subito, ma non ci è riuscito. Tanto minuto 22 di gioco. Canai per Coppola, allarga il gioco verso Uttuso, pallone però non preciso da parte del calciatore e dunque rimessa con le mani per il Borgo Nuovo che rimane in proiezione offensiva. Una buona gara, abbiamo detto, le squadre stanno giocando un calcio abbastanza equilibrato. Scalici, centrale, sbaglia il tocco, acquisto l'anticipa, poi Marsalisi verso Capitan Sistori, Marsalisi attacca la porta, viene chiuso però da Vespertino che fa una buonissima chiusura. Sarà dunque rimessa con le mani, Marsalisi lascia il pallone ad acquisto, c'è vicino a lui Brigaglia ma non viene servito, Marsalisi di prima palla imbucata geniale, poi Sistori calcia, viene deviato con una doppia deviazione da parte della difesa, poi Coppola si aiuta un po' con la maglietta ma si continua.
poi Sistori in mezzo a due, Sistori triplicato alla meglio ancora, Sistori magia per Acquisto che arriva sotto porta, poi calcia, palla sull'esterno della rete, ma che magia di Sistori qui, che contro 3 calciatori è riuscito a tenerli tutti lontani. Infatti anche il mister del Borgonovo sta appunto dicendo questo, che non può un giocatore avere la meglio su 3, però Sistori l'ha fatto. La controlla Drago, poi Bosco contro Brigaia. Storlasi lotta contro Mellina, scontro da numeri 8. Pallone sulla profondità a cercare Gibino. Chiude però Uttuso che porta il pallone fuori e dunque sarà rimessa laterale per il Sant'Ernesto, che non viene però sfruttato bene. Qui anche Brigaia direi ai compagni di giocarla dietro nella misura in cui ci fosse qualche difficoltà, e infatti si torna da Locacciato che la butta lui lontana, poi Presti Giacomo la controlla, Scalice si complica un po' la vita contro Capitan Sistori, adesso se la alza, controlla di testa, poi ovviamente messo la telecamera, sarà sempre rimessa con le mani, sempre Brigaia, dare lungo, non la tocca Sistori, poi Presti Giacomo, buono qui il contrasto. Bosco contro Brigaia, questa volta è fallo del 5. Non è d'accordo con la scelta da parte del direttore di gara, però calcio di punizione con Stori che si mette davanti. La Villardita andare lungo, probabilmente con un cross sul secondo palo, sta infatti guardando i compagni al centro. Non salgono tutti però. Ma Villardita però deve chiaramente fischiare il direttore di gara. Villardita non l'aveva fatto, aveva tentato piuttosto il cross in mezzo, avrà un'altra possibilità per farlo. Ancora Villardita, va sul primo palo, allontana Brigaia, poi Sistori che la controlla con la coscia, può ripartire sulla sinistra, c'è Acquisto, non lo serve, va invece da Brigaia che la controlla con il tacco male, forse è una palla proprio per Acquisto, poi Scalici, anticipo di Ottuso, buona la giocata, Russo prova a girarsi, casca giù, si continua, Mellina contro due avversari, palla in rimessa laterale sempre per il Sant'Ernesto che rimane dunque in proiezione offensiva, ha avuto 26 di gioco. Mancano 9 minuti alla fine del primo tempo, gara bloccata sullo 0-0, ma siamo sicuri che abbia bisogno soltanto di stapparsi per poi continuare con il bel gioco, perché al momento le due squadre stanno comunque giocando bene, ma non trovano il gol, nonostante i tiri non siano stati tanti. Gara molto tattica, possiamo dire, perché pochi tiri, però tanti contesti a centrocampo, stanno veramente battagliando le due squadre. Canai torna dietro, poi Russo fuori gioco di rientro. Nel frattempo c'è un giocatore fermo in realtà, rimasto giù, se non vediamo male, Vespertino. Infatti è proprio lo stesso numero 5, si tocca alla spalla, forse qualche contrasto non è dei migliori, e la partita da capitano e da leader suggerisce al compagno che tipo di movimenti fare per stare meglio. Nel frattempo il gioco è stato fermato, dunque non fuori gioco, ma semplicemente gioco fermo per consentire al numero 5 di rialzarsi. Fortunatamente tutto ok, e dunque si ritorna con Villardita a cercare lo stesso compagno, poi Melia mette il pallone rimessa laterale dopo il tocco di Russo. Canai, Coppola, buono il controllo, poi il rilancio a cercare Marsalesi, chiude e si è decisamente ripreso Vespertino.
Canai per Locacciato, c'è largo Brigaglia, lui invece va d'acquisto, buono qui il controllo, poi chiude Scalici, rilancia in avanti per Bosco, c'ha lo spazio, può partire Drago, palla di ritorno, chiude ancora Brigaglia in velocità e mette anche in rimessa laterale, ma buona qui la giocata da parte del Borgonuovo, che ha cercato di imbastire sull'out di destra, che è un po' la fascia preferita da parte della squadra ospite, perché attacca veramente tanto con Bosco. Coppola, l'anticipo di Ruisi, poi Drago mette tutti d'accordo, Brigaglia lascia il pallone lì, poi conclusione sul secondo palo, molto tranquillo invece la Rocca con le mani, a non farsi intimorire dal pallone alto, ma andare in presa sicura e facile. Ruisi, buono il controllo, poi il dribbling su Coppola, allarga, Brigaglia con il destro, chiude, poi dall'altra parte ping pong con Prestigiacomo, Bosco in mezzo a due maglie, Vaggio troppo veemente il contrasto da parte di Brigaglia e di acquisto. Sarà calcio di punizione, questa volta va Storlasi sul punto di battuta, potrebbe trovare una conclusione diretta verso la porta o magari un traversone. Da qui possiamo ipotizzare un traversone molto defilato, però chissà che Lotto invece non calci dalle parti di La Rocca. Ci sono tanto 3 uomini in barriera con Sistori, Acquisto e Brigaglia. Fischio, Storlasi cerca la porta! Che gol ha fatto! 0-1, la mette sotto l'incrocio dei pali. Gol meraviglioso ed esultanza sotto la nostra postazione. Gol meraviglioso. Festeggiano tutti, ma dove l'ha messa qui Storlasi? Sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per La Rocca, non può veramente nulla. Conclusione incredibile, avevamo detto era piuttosto defilato, però con quel mancino poteva calciare. E dopo forse essersi spento nei primi minuti del primo tempo, adesso si è decisamente riacceso. Canai va a lungo, adesso deve cercare di rispondere il Sant'Ernesto, che è in svantaggio con il risultato di 0-1 dentro casa contro il Borgonuovo. Molto arrabbiato anche Sistori. È ancora calcio di punizione, un po' troppi falli forse per i padroni di casa. Va nuovamente Storlasi, da qui però è un po' difficile ipotizzare una conclusione, ma dopo aver fatto quella di prima. Vediamo se sta sistemando il pallone su una piccola zolla probabilmente. Storlesi cerca il traversone in mezzo, La Rocca questa volta blocca, era un cross interessante, c'era Villardita pronto a ribadire in porta, è stato molto bravo. Acquisto, Brigaglia fa un buon lavoro sulla sinistra, poi cerca il passaggio su Acquisto, buono il contrasto, poi palla su Acquisto, si chiede un fuorigioco, si continua, Sistori. Tempo gioco fermo con calcio di punizione. Sistori sta sistemando il punto di battuta, sembra una situazione analoga a quella di Storlesi, che in precedenza ha fatto un gol magistrale con il sinistro. La distanza sembra pressoché quella. Con Locacciato che cerca, invece non era stato fischiato il fallo, semplicemente gioco fermo, e dunque Locacciato dovrebbe aver restituito il pallone, però sembrava quasi un tiro. Minuto 33 di gioco, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, poi intervallo e secondo tempo, secondi 35 minuti, non ci stiamo annoiando, una gara molto vivace. Villardita, Locacciato, allontana la sfera, poi di testa Prestigiacomo, Melia in anticipo, buono qui il suo lavoro, ne esce benissimo, palla al piede, poi rischia tanto,
contro 3 uomini in maglia azzurra, riesce comunque ad avere la meglio perché subisce fallo, dunque calcio di punizione. Poi Vespertino, abbastanza una mimica semplice, dice la versione di allontanarsi. Sarà calcio di punizione con Villardita, aveva battuto lui i primi calci di punizione, poi ha lasciato a Storlesi, e credo che sia stata anche una decisione saggia, perché con quel gol credo sia stato provato anche più volte in allenamento. Nel frattempo fallo da parte di Ruisi. Andrà cacciato, probabilmente cercherà le torri lì davanti con Marsalisi che cerca il miglior posizionamento. Va a lungo, cercare Sistori, buono qui l'aggancio, però Sisto apre sul compagno, invece allontana Vespertino. Veramente senza battere allo stile. Molto efficace però. Oh, guarda questo, non è solo questo. Brigaia, acquisto, prova il controllo con la coscia, viene fermato dal raddoppio di Ruisi. Poi Vespertino allontana male, Sistori la controlla con il petto, la mette giù, poi si appoggia. Coppola apre dalle parti di acquisto, aggancio delizioso, rientra, rimpallo. Marsalisi vuole girarsi, può concludere. Poi ottima la difesa del Borgonovo che si complimenta, infatti tra Prestigiacomo e Vespertino stanno veramente tenendo benissimo il campo oggi gli ospiti. Pallone lungo, arriva qui Russo, gamba un po' troppo alta, infatti diretta di gara fischia un calcio di punizione, mancano soltanto 10 secondi, ma vediamo se ci sarà qualcosa da recuperare. Sembrerebbe di no, non ci sono state delle interruzioni così tanto evidenti, e invece sì, 2 minuti di recupero. Testa da parte di Uttuso, poi Marsalisi con Prestigiacomo, salito un po' troppo con le braccia. Melia va a alzare il compagno e poi lo abbraccia. Bellissimo gesto da parte del 2, aiuta il compagno ad alzarsi. Sant'Ernesto deve probabilmente cercare di tornare in partita il prima possibile, perché è una gara complicata e Borgonovo sta veramente giocando bene. Al momento le azioni offensive sono state pochissime per i padroni di casa. Ancora per Lopez nessuna parata, nonostante il campo sia tenuto bene anche dalla squadra azzurra. Intanto Marsalisi fa un buon lavoro in velocità, Marsalisi, poi Velardita ancora una volta mette l'ennesimo pezzo della sua partita. Pallone in rimessa laterale. Si ritorna e si rimane anzi in zona offensiva con Uttuso che andrà con le mani. Pallone lungo, Marsalisi lotta con Vespertino, poi Mellina, lo stesso Vespertino mette in rimessa laterale. Mancano adesso 40 secondi alla fine del primo tempo. Probabilmente una delle ultimissime occasioni per poter trovare il pari. Allontana Villardita, poi Brigaia in anticipo, lascia il pallone, saltato anche Canai, poi scivolata di Coppola, l'ennesima. Rimessa con le mani per il Borgonovo che può guadagnare qualche secondo. Gibino. Prestigiacomo, la tiene lui, Villardita di prima, Prestigiacomo centrale, Brigaia in anticipo, molto buono il suo lavoro. Poi Mellina, sbaglia il controllo, si complica la vita a Storlesi, poi allunga la sfera dalle parti di Bosco che è più veloce, poi Brigaia fa l'ennesimo contrasto della sua partita, una grande gara del numero 5 che qui prova ad avere la meglio contro Drago che contro 4 avversari per poco non riusciva anche a tenere questo pallone. Tanto siamo già arrivati al minuto 37. Coppola è scivolata, poi Sistori, ma con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 0-1. Una magia di Storlesi a decidere al momento questo incontro. Noi intanto vi salutiamo, ma come sempre per qualche istante, perché intervallo e poi secondo tempo, sempre qui della partita. A dopo. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto,
in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche in queste soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito, io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla in dito lei ha detto perché darla dietro, un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito, l'avete già magari preparato in settimana? No, Cosa? no, questa è un'esperienza perché ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro. E questo è proprio quello che non mi è piaciuto, è l'inesperienza. E noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso. Siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso, manca secondo me poco a conquistarla e quindi in questo momento possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff e se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà
a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 20-30 metri gli avversari con i loro inserimenti, e i nostri avversari hanno fatto delle buone trame di gioco, si sono presentati diverse volte pericolosi nella nostra area. In un modo o nell'altro siamo riusciti sempre a salvarci, però il nostro merito è quello che a fine primo tempo abbiamo un po' riordinato le idee, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in campo, ma soprattutto i ragazzi si sono ripresi, perché in effetti abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non trascurando la forza dell'avversario e anche il buon gioco dell'avversario, quindi alla fine nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più noi, cioè potevamo trovare il gol noi, ma alla fine è finita 0-0. Ognuno gioca per se stesso. Noi abbiamo fatto queste 3 partite del ritorno facendo 2 punti fuori casa, sicuramente su 2 campi molto difficili, e perdendo in casa una partita domenica scorsa che proprio non si meritava di perdere. Però abbiamo fatto 3 partite, io sono qui da prima di Natale, stiamo cercando con la squadra di giocare in un certo modo, abbiamo cambiato un po' di cose, la rosa è stata modificata rispetto al girone di andata, quindi mancano ancora 12 partite alla fine, quindi penso che ora potremmo anche cominciare a trovare dei punteggi pieni, e quindi abbiamo tutto il tempo per riprendere o mantenere la nostra posizione. È chiaro che un giocatore come Giardina nella sua mancanza si sente sempre, perché è un giocatore, oltre ad essere il capitano, quindi è un leader in campo, un leader carismatico dove tutti i compagni si ritrovano, e quindi ne abbiamo sicuramente risentito, ma sono comunque soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara con chi l'ha sostituito e comunque con tutti i giocatori. Ripeto, un primo tempo difficile e un secondo tempo dove siamo nettamente migliorati. È un ragazzo del 2006, ha debuttato e direi che ha debuttato molto bene, quindi spero per lui che rimanga coi piedi per terra e che continui su questa strada, perché io l'avevo visto in allenamento, ho visto che poteva giocare e oggi ha giocato. Noi come mentalità, come modo di impostare le partite le impostiamo sempre per i 3 punti. Domenica giochiamo in casa ed è chiaro che lavoreremo in settimana per arrivare finalmente alla vittoria, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Primo tempo il Geraci non ha finalizzato molte occasioni, per fortuna nostra, e poi secondo tempo abbiamo cercato un po' di alzare il livello del gioco, del ritmo, del palleggio, e abbiamo cambiato anche sistema di gioco. Diciamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, però peccato che anche noi le occasioni che abbiamo avute non abbiamo finalizzato, e tutto sommato il pareggio penso sia giusto. Oggi è stata una partita dura, tutti gli avversari, sia una volta, altre volte, tutti avversari duri. Il Geraci è una bella squadra, per tutti sarà difficile qui venire a prendere punti, secondo me. Abbiamo un bel gioco, grandi occasioni, e poi manchiamo sulle finalizzazioni, quindi penso che manchi solo quelli. Faremo di tutto per cercare di prendere i 3 punti che mancano già, iniziato il girone di ritorno da sempre, perché abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta, quindi cerchiamo di vincere a tutti i costi, siamo in casa, è il pubblico che ci sostiene e speriamo di farcela. No, Mattia è un bravo ragazzo, un bel giocatore pure, può fare strada, ancora è giovane poi. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa vincente sfida tra Sant'Ernesto e Borgonuovo, risultato di 0-1 per gli ospiti. Dimostriamo il nostro scoreboard, perché chiaramente ricordiamo che il cronometro inizierà ad andare avanti nell'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato della gara. Il primo pallone è stato nel primo tempo per i padroni di casa, adesso invece chiaramente sarà dato agli ospiti. Un inizio forse non è dei migliori per il Sant'Ernesto, che aveva anche iniziato bene, ma per uno, abbiamo anche detto, è ben messa in campo, infatti si è portata
avanti con una magia di Storlesi, che è riuscito a realizzare una punizione magistrale con il suo sinistro sotto l'incrocio dei pali, un giro incredibile. E l'ho preso dal numero 8. Nel frattempo le squadre sono nuovamente in campo. Sembrerebbero non esserci cambi, invece no, perché c'è un cambio per i padroni di casa, l'ingresso di Diego Catalano con la maglia numero 19. Adesso cerchiamo di capire al posto di chi. Perché Russo è in campo, Catalano si schiera a centrocampo, Coppola rimane lì. Dunque Mellina invece è ancora là in campo, forse non dovrebbe essere la partita Gabriele Marsalisi, che effettivamente non vediamo. Adesso vediamo anche conferma del cambio. Intanto inizia anche il secondo tempo con il Ardita che va a lungo a cercare i compagni, poi buca l'intervento Gibino, può arrivare Gibino e trova subito il raddoppio. 0-2 risultato, il rilancio, l'errore della difesa e gol del Borgonuovo che trova il raddoppio. Forse un'altra esultanza, vediamo. Infatti si abbracciano i due. Gibino abbracciato con Storlesi, poi Villardita che si prende anche il merito per il grande lancio, effettivamente è stato proprio così. 0-2 risultato dunque tra Sant'Ernestro e Borgonuovo. E infatti vi diamo conferma perché non è Marsalisi è Marsalisi il giocatore a uscire per Catalano, con Catalano che giocherà come punta, invece Acquisto è rimasto sempre come mezzala a sinistra. Dunque si riparte con le mani con Melia a cercare Storlesi di testa, poi Coppola, scontro con Gibino. Dunque rimessa con le mani Uttuso, Russo, buono l'aggancio, lo mette giù. Poi Coppola sbaglia il tocco in orizzontale, poi lotta con Drago che allarga dalle parti di Bosco, che palla che termina fuori. Minuto 36, ma dopo soltanto 30 secondi il raddoppio del Borgonuovo. Sta giocando veramente una grande partita. Poi Brigaglia chiude su Bosco, uno dei migliori, il numero 5 quest'oggi. Sicuramente una delle note positive di questa squadra. Presti Giacomo allunga molto il campo a cercare sempre Gibino, chiude invece la Rocca che trova Uttuso, le finte con la punta, poi sbaglia il tocco, Storlesi allarga verso Bosco, la controlla male, poi Brigaglia cerca di servire i compagni, in anticipo c'è Scalisi che cerca anche Scalici, che cerca il tocco verso l'interno, poi Brigaglia trova nuovamente il compagno, anticipo sempre di Vespertino, poi nuovamente pallone qui perso dalla difesa, poi scivolata di Presti Giacomo, tutto ok, poi palla che rimane lì contesa con Russo, però il gioco è fermo, calcio di punizione, fallo su Mellina e adesso il Sant'Ernesto ha l'opportunità di poter tornare in partita. Vediamo un Locacciato sul punto di battuta, sembrerebbe quasi allontanare tutti perché vuole battere lui. Ricordiamo c'è già stato un grande gol su punizione da parte di Storlesi, una magia assoluta proprio su quella porta. Vediamo chi andrà, ma crediamo Locacciato che sembra quasi allontanare i suoi compagni. C'è anche Mellina, Coppola sul pallone, ma Sistori si è pure allontanato. C'è anche Acquisto, ma tutti vanno via. C'è il numero 4 sul punto di battuta. Si attende il fischio da parte del direttore di gara. Va Locacciato di potenza e la salva sulla linea Villardita, che continua la sua grande prestazione. Qui esce fuori con il tiro di Brigaglia. È stato quasi un tentativo per allontanare la sfera in realtà, però poi è quasi diventato un tiro. Si parte con Lopez che lascia a Villardita il compito di allontanare la sfera, infatti va a lungo, Coppola la tocca, controllo di Russo contro due avversari, sbaglia il tackle
poi allarga il gioco, Coppola gioca sempre di prima, palla lunga di testa Mellina, poi Melia, bravo qui a fare scorrere, allontana Ottuso, poi Prestigiacomo va incontro Catalano, casca giù Prestigiacomo, si continua, Sistori cerca la porta, Villardita ancora una volta allontana, poi allarga il gioco Coppola come sempre di prima, Brigaia la controlla col mancino, vuole servire i compagni, trova sulla fascia acquisto che può crossare in mezzo, Lopez buca, Villardita palla allontana e la palla rimane sempre lì con Prestigiacomo che mette una pezza. Drago con la punta a cercare Gibino, scatta sempre sulla velocità, salta anche l'uomo, Gibino che giocata, Gibino! Che cosa ha combinato Gibino? Salta tutti e fa 0-3, un gol meraviglioso e doccia freddissima per il Sant'Ernesto adesso. Tris da parte di Gibino che in realtà non stava giocando un buon primo tempo, forse poco cercato dai compagni, questo secondo tempo invece è cambiata un po' la storia perché si cerca meno Bosco, si trova invece maggiormente Gibino che fa una doppietta lampo in 5 minuti. Soprattutto questo gol è stato molto molto bello, un grande dribbling a rientrare e poi conclusione sul palo lontano. Prestigiacomo fa ancora una volta schermo, Scalici trova il compagno, poi Brigaia tentare nuovamente il passaggio, trova sempre l'opposizione da parte di Ruisi, poi va giù Vespertino, parte con le mani Brigaia a cercare acquisto, cross in mezzo a cercare i compagni, non trova però nessuno, trova soltanto Russo che la controlla, poi viene portata all'uscita da Melia, lotta ancora Russo, poi il contrasto di Mellina, Villardita la tiene lì sulla bandierina, viene addirittura raddoppiato, anzi triplicato. Si chiede un calcio di punizione, non c'è chiaramente. Sarà invece rimessa laterale per il Sant'Ernesto che non deve mollare adesso però. Ottuso. Sistori, buono qui l'aggancio, salta anche Storlesi, non è Villardita che mette in calcio d'angolo, è molto arrabbiato qui il Capitan Sistori, va iniziato molto bene la gara, poi però qualcosa è mancato, cross in mezzo, calcio d'angolo profondo, poi conclusione, tentata d'acquisto, non è fortunata, rimessa dal fondo. Vediamo se si muove qualcuno tra le panchine, al momento no, soltanto un cambio con l'ingresso di Catalano. Storlesi rischia tanto, poi si appoggia con personalità da Lopez che allontana, la controlla Bosco, aggancio perfetto, poi casca giù, fallo di acquisto, calcio di punizione. Va a lungo per Gibino, è sempre molto solo qui il numero 7, punta ancora Ottuso, lo salta Gibino contro due avversari, poi cerca il centro, allontana invece lo calciato, la controlla Prestigiacomo solo per un istante, poi l'anticipa ancora una volta della difesa, Scalici, Storlesi col sinistro, lotta Ottuso, poi coppola e scivolata, si continua, Russo allunga dalle parti di Brigaia, viene chiuso però dall'altro numero 5, ovvero Vespertino. Brigaia torna dietro, Coppola col sinistro, cerca l'ennesima giocata lunga, poi Villardita in anticipo, Vespertino buca e poi viene fermato il gioco, fallo da parte di acquisto. Gioco fermo al momento, minuto 43 di gioco, 0-3 il risultato. Forse è risultato un po' troppo ampio perché in realtà è una partita molto equilibrata. Vespertino intanto sbaglia Scalici, buono il contrasto di Brigaia, poi acquisto, mette il pallone direttamente in rimessa con le mani. Fermato qui il gioco, si riparte sempre con le mani con
Acquisto che sta per battere, ma il direttore di gara dice no, è rimessa del Borgonuovo. Poi occorre tornare anche dietro, forse. Invece no, perché sono due calciatori che stanno alzando le scarpe, sia Vespertino che Villardita, coordinati in fase difensiva, ma coordinati anche in questo. Tanto rimessa laterale decisamente da cambiare, infatti il direttore di gara chiama il cambio. Ma Brigaglia adesso. Acquisto, sbaglia il suo controllo, poi va giù Storlesi. Calcio di punizione. Va Villardita sul punto di battuta, vede molto largo Gibino, vediamo se lo serve. Tanto nuovamente le scarpe per Vespertino, che evidentemente prima non le ha allacciate bene. Villardita, palla lunga, non la può controllare. In questo caso Ruisi, che sta giocando una buona gara con tanta corsa, il numero 11. Sistori, salta l'uomo, poi Acquisto, allunga nuovamente sul compagno, Acquisto ancora per Catalano, la tocca Villardita, che qui rischia un po' perché in realtà ha tenuto un po' il braccio di Catalano, che però non si è lamentato. Dunque palla su Lopez. La controlla qui Drago, poi Canai, buono il contrasto. Acquisto, l'anticipo di Scalici che sta giganteggiando adesso, va verso il centro del campo, Scalici, salta anche Coppola, allarga il gioco per Gibino che la controlla con il destro, poi va a rientrare il dribbling, poi buona la chiusura da parte di Uttuso e dunque calcio d'angolo per il Borgonuovo, anzi no, rimessa laterale però, la zona comunque offensiva. Con le mani va lungo, di testa poi Mellina. Melia in avanti, Coppola con l'esterno, allunga il pallone, poi il russo contro Prestigiacomo alla meglio, è più veloce, poi cerca sulla velocità Catalano, in anticipo Vespertino che la difende molto bene, io so ci regala anche un dribbling, no, Villardita, qui pressione altissima di Brigaglia, lo aiuta poi Catalano che va giù, calcio di punizione. Qui ottima la pressione ancora di Brigaglia che come abbiamo già detto è in un grande momento di forma, sta giocando molto molto bene. Qui infatti la sua pressione ha anche regalato questo calcio di punizione ai propri compagni, perché se non avesse pressato probabilmente Villardita avrebbe rilanciato sui compagni in avanti, invece così non è stato e dunque calcio di punizione. Sul punto di battuta questa volta c'è Davide Sistori. Sta guardando attentamente la porta. C'è qualche scaramuccia all'interno della rigore intanto. Vediamo se calcerà sul lato del portiere o se invece sul palo lontano. Sistori calcia forte. Era sul lato del portiere, ma viene preso in pieno dalla barriera. Era una buona battuta in realtà quella del capitano. Poi palla che viene allungata e Lopez va in presa bassa. Sempre molto attento il portiere, che adesso probabilmente andrà a lungo dopo aver guadagnato qualche secondo in più. Di testa la tocca poi Ruisi. Prestigiacomo la controlla con l'esterno. Canai, il rimpallo non lo favorisce, due volte, Canai questa volta la meglio, poi contrasta con Drago, va giù il numero 9, poi nasconde il pallone qui da Acquisto. Russo cerca di andare sul destro, poi sul sinistro, viene fermato due volte, tre volte e poi ancora Storlesi che non riesce a trovare il pallone. Brigaglia, grande giocata, Brigaglia si dimentica il pallone, poi lo serve a Russo. Nel frattempo è pronto un cambio per il Sant'Ernesto, adesso cerchiamo di capire di chi si tratta e soprattutto chi uscirà. Fuori Mellina. Dentro Daniel Corvaia con la 18. Nel frattempo Brigaglia si è messo praticamente sulla tre quarti, dunque da terzino sinistro a sottopunta quasi, perché la difesa è a 3 con Uttuso, Canai e Locacciato.
GB no, allarga molto bene su Bosco che può attaccare la porta, lo insegue però lo stesso Brigaglia che si ricorda di essere un terzino, infatti fa una chiusura incredibile. Che partita di Brigaglia, che giocatore. Acquisto Sistori, la può portare in avanti, può anche allargare il gioco, vuole invece un dribbling di troppo, sbaglia tutto, poi contrasta anche l'arbitro e dunque gioco fermo. Sistori vuole subito battere, ma non per il direttore di gara. Poi calcia verso la porta. Non penso fosse un tentativo di ridare il pallone. Forse è un po' calciato qui. L'ho calciato, che ci ha dato una buona sventagliata offensiva, ma nel frattempo vediamo come l'assetto tattico possa essere cambiato, perché dovrebbe agire come terzino destro Corvaia, centrale Uttuso e Canai con lo calciato sulla sinistra, in modo tale da consentire ad Azif Brigaglia di proiettarsi in zona più offensiva. Effettivamente i frutti si sono visti, perché quando attacca Brigaglia non è facile tenergli testa, però perdi chiaramente un giocatore in fase difensiva. Al momento era stato perfetto, i gol sono arrivati tutti non dal suo lato, di conseguenza poche colpe. Forse se si può dare una colpa è magari il fallo che poi ha in realtà concesso il calcio di punizione per il gol di Storresi, ma parlare di colpa è veramente cercare così l'ago nel pagliaio, perché è stata una punizione veramente da tanta distanza, molto defilata. Qui la bravura è tutta di Storlesi, dunque nessun errore da parte dei giocatori anche nel concedere la punizione, perché da lì è veramente difficile ipotizzare una conclusione del genere. Storlesi vuole il mancino, poi cerca il traversone, palla che viene allontanata. Sarà ancora corner, palla in mezzo, la tocca Acquisto che allunga sul secondo palo, poi Catalano la tiene in campo, si appoggia su Sistori, poi da terra Vespertino riesce anche a guadagnare l'ultimo tocco e dunque Corvaia si agisce da terzino destro, quindi confermiamo questa linea a 4. Brigaglia sbaglia il tocco. Sarà rimessa con le mani, va Acquisto, che era sicuramente uno dei migliori nel primo tempo, poi qualcosa però è cambiato. Coppola di testa, l'ho cacciato, allunga, Presti Giacomo, la porta lontano, poi sconto tra Storlesi e Corvaia, entrambi si sono scontrati. Cioè, crediamo che sia tutto ok, una brutta botta per entrambi, forse un piccolo taglio in realtà per il nuovo entrato. Storlesi invece si tocca la zona occipitale, invece non ha nessun taglio per Corvaia, dunque fortunatamente tutto ok, una piccola botta. Frattempo è pronto un cambio, fuori Alberto Drago, subentrare sarà Davide Mangiapane, maglia numero 18 per lui. Che compagna a caricare il neoentrato Mangiapane, che si schiererà dunque al posto dell'attaccante Drago. Minuto 53, 17 minuti a disposizione per il neoentrato per cercare di incidere nella partita. Nel frattempo il pallone verrà probabilmente restituito, vediamo. Coppola, l'ho cacciato, Canai, pressione altissima da parte del neoentrato Mangiapane, che infatti va su tutti i palloni, poi sbaglia il tocco il portiere.
Brigaia allarga dalle parti di Corvaia che può partire, viene chiamato dai compagni ad essere solo, poi cerca l'imbucata sul russo, buona ancora la chiusura da parte di Melia, palla lunga, cerca di controllarla poi Brigaia, non ci arriva, palla lunga ancora per Coppola che la controlla per l'avversario. Gibino, una buona chiusura, è molto veloce il numero 7 in partita, poi cerca il dribbling su Uttuso che questa volta lo ferma. Poi palla lunga, la mette giù, Brigaia ancora una volta, cerca il dribbling col mancino, Vespertino chiude benissimo, poi allunga la sfera. Sistori, buon il controllo, adesso sfera su Corvaia che va a cercare i compagni, mette male il pallone in mezzo, anticipa tutti, invece Vilardita. Sistori con il tacco dopo aver intercettato il pallone, poi viene tenuto da Storlesi. Sarà calcio di punizione? Sul punto in battuta vediamo Lo Cacciato, vediamo se proverà questa conclusione. Qualcosa mi dice di sì, però vediamo, perché lo sguardo è concentrato da parte del numero 4. Vediamo se per una conclusione o per un cross. Va infatti verso la porta, palla si abbassa all'ultimo e non era male. Lopez aveva battezzata fuori ed era rimasto anche immobile. Probabilmente se la palla fosse scesa un po' di più, forse Lopez non avrebbe potuto fare veramente nulla. Buon tiro da parte di Lo Cacciato. Poi lottano Storlesi con il rientrato Corvaia ad avere la meglio sempre Storlesi. Poi Melia con le mani, di testa Gibino, mangia pane, lotta con Coppola che dice di no, dice di non aver commesso fallo, però forse un tocco con il braccio. E Coppola si mette dietro adesso, torna in giù. Storlesi sul punto e battuta, ma c'è anche Vilardeta che un po' si arrabbia con i compagni, forse voleva battere rapidamente. Sempre Storlesi, i compagni sul giro di tiro in porta, ma nel frattempo la Rocca sta sistemando la barriera con Corvaia, Brigaia e Catalano sulla barriera. Va Storlesi, cerca ancora la porta, la palla scende nuovamente ma non trova l'incrocio come prima. Lo Cacciato, la Rocca, si parte sempre dal basso, adesso Sistori ha decisamente accorciato la sua posizione, Corvaia non la controlla bene, aveva tutto il campo davanti. Diciamo dunque come Sistori abbia effettivamente indietreggiato la sua posizione nel tentativo di ripartire forse più velocemente, avere più campo a disposizione. Intanto il rilancio a cercare il entrato Catalano, c'era anche il russo che nel frattempo si è spostato sull'alto di sinistra con Brigaia che invece gioca come ala destra, forse per rientrare sul suo sinistro. Poi scivolata di acquisto, nel frattempo è pronto un altro cambio. Adesso vediamo chi esce. Esce Ruisi con la numero 11, mentre invece con il numero 13 Giuseppe Inguia. Questo è il cambio del tecnico del Borgonuovo, che concede minutaggio un po' a tutti i giocatori. Coppola, scivolata, l'ennesima, Bosco. Un po' in ombra Bosco adesso in questo secondo tempo. Si è attaccato tanto dalle parti di Bosco nel primo tempo, poi nel secondo Gibino. E quello è entrato in Guia, cerca il cross, era buono qui da parte di Scalici. Poi due volte Lo Cacciato, lo ferma. Guadagna anche il calcio di punizione, fallo di Scalici. Nel frattempo vedete qui a Fis Brigaia come si è allargato e cerca di chiamare i compagni nel tentativo di trovare il pallone.
è molto largo di testa Catalano, però gioco fermo, fallo di Vilardita. Sistori, sbaglia il tocco, Melia. Gibino più veloce, salta nettamente Ottuso, adesso viene accompagnato all'uscita da Canae, che con esperienza e fisico riesce ad avere la meglio. Briguglia, anticipa anche Storlesi, con il mancino poi trova il posizionamento di Locacciato, con l'esterno l'anticipo di Scalici che trova tanto queste giocate ad anticipare l'uomo, e anche possiamo dire che effettivamente gli riescono. Bosco, non si passa con Sistori, poi Canai. Oggi si sente l'assenza anche di La Parola, squalificato per il Sant'Ernesto, giocatore importante. Nel frattempo rimessa laterale con le mani, dunque Coppola, poi prova il dribbling acquisto, viene fermato sempre da Scalici. Tempo Mangiapane che si allunga ancora quasi sul portato, conclusione che si alza in rimessa dal fondo. Era comunque lì Lopez pronto a intervenire, dicevamo come la posizione di Mangiapane era praticamente quasi accanto al portiere, perché il tecnico ha detto di alzare il proprio baricentro per allungare probabilmente la squadra. Nel frattempo pronto un altro cambio con l'uscita di Canai. Tra Ferraro con la maglia numero 13 al posto di Canai. Vilardita va lunghissimo, poi lotta con Corvaia Gibino, poi Storlesi di testa, ne è entrato Ferraro. Gibino vuole autolanciarsi 2 volte e Coppola va giù. Contrasto con Storlesi, sarà rimessa laterale per il Borgonuovo, dunque. Elia ci pensa un attimo, fa adesso. Storlesi si gira, Brigaglia, poi Coppola. Non rischia sulla pressione di Mangiapane, che intanto pressa veramente tanto. Sicuramente questa è la decisione delle tecniche di schierarlo in questo momento per mettere un po' di pressione agli avversari. Brigaglia intanto allarga il gioco dalle parti di Acquisto. Buono qui il suo aggancio, può puntare l'uomo ma non lo salta Vespertino. Adesso si riparte a 1000 con la sterzata di Inguia, che subisce anche fallo. Sarà calcio di punizione, quindi stiamo per entrare al minuto 63 di gioco, mancano 7 minuti, poi qualcosa da recuperare. Non ci sono state delle interruzioni, però chiaramente i cambi, poi qualcosa da recuperare tra i gol, poi qualche interruzione classica, possiamo ipotizzare forse 4 minuti di recupero. Tanto Crossi in mezzo a cercare ancora Gibilli che prova addirittura una rovesciata ed è in giornata e si vede, si riparte a 1000 però con Corvaia, inserito da Mangiapane, salta Storlesi, poi viene anche messo giù, ma si continua. Poi sbaglia il tocco, Vespertino in anticipo, questo prova ad inseguire la sfera, non ci è riuscito. Quindi possesso ancora per il Borgonuovo, che andrà con le mani. Scalici, Inguia, poi l'anticipo di Acquisto che fa veramente tanto lavoro sporco, cercando di recuperare quanti palloni possibili, quanti più palloni possibili, anzi non ci è riuscito. Tanto qui la disamina anche del portiere La Rocca, Giorgio La Rocca, che non ha avuto nulla sui gol subiti, forse un po' nel secondo sull'uscita, ma sono anche molto bravo il suo avversario in realtà, che dice ai compagni non stiamo più giocando,
Inguia cerca il cross, ottimo sul secondo palo, Corvaia mette una pezza, ottimo quel cross di Inguia. Poi Storlesi cerca di aprire sul sinistro su Gibino, la palla però non arriva. Poteva forse anche concludere in porta in realtà. Nel frattempo pronto un cambio per il Borgo Nuovo perché inizia la gara anche di Giovanni Carella. Adesso vediamo al posto di chi, forse Storlesi che esce dopo un grandissimo gol. Adesso Bosco si schiera sulla sinistra. Vediamo dove si schiererà effettivamente il neoentrato Carella, perché sembra Scalici leggermente più avanti e Carella sulla destra. Vediamo. Melia lontana. Dopo l'intervento poi Villardita con la punta, molto intelligente qui a fare toccare il pallone su Brigai. Ma allora perché ho fatto questo? Oh, Bamba! Dai! Melia di testa, poi Gibino mangia pane, va bene sul pallone, poi sbaglia tutto. Brigaia, accelerazione classica da parte del mancino che cerca di servire il compagno, non trova però nessuno, l'anticipo è sempre di Vespertino. Dunque confermiamo come sia andato a destra difensiva chiaramente Carella, invece Scalici si è posizionato al centro con Inguia largo a destra, lui al centro insieme a Bosco. Inguia cerca il passaggio su Mangiapane, ma chiaramente poi dal punto di vista tattico in realtà non si sta più giocando da questo punto di vista, perché chiaramente il risultato è di 0-3, mancano 4 minuti, adesso qualcosa degli schemi è saltata, ma ci può anche stare. Corvaia recupera molto bene il pallone, si autolancia il numero 18 che è fresco, scivolato di Melia, che sta giocando una grande gara anche lui, forse nel primo tempo in ombra, ma nel secondo è decisamente salito in cattedra. Poi sarà rimessa con le mani per il Sant'Ernesto, che però non ha giocato una brutta partita, preme assolutamente specificarlo. Questo risultato è forse anche abbastanza ampio, forse un po' troppo, perché 0-3 non è proprio il passivo che al momento è stato visto. Intanto fuori Gibino, autore di una grande partita, 2 gol e grandi giocate per lui. Adesso vediamo chi subentra con la mano numero 15, Salvaggio. Quindi ultimi minuti anche per il 15. E Mangiapane va a largo a sinistra, Salvaggio invece giocherà lì davanti, manca però veramente poco, 3 minuti più recupero, poco meno di 10 sicuramente. Corvaia va a lungo a cercare la girata di Russo, poi la tocca Inguia, allontana Bosco per Mangiapane, buono l'aggancio in prima istanza, poi si dimentica di controllarla meglio. Acquisto con il sinistro e poi grande gol da parte di Acquisto che riapre la partita al minuto 67 con il sinistro, bacia il palo e fa 1-3. Un grande gol di Acquisto. È stata molto sfortunata la squadra di casa a non trovare quasi mai la porta del Borgo Nuovo, lo fa però al minuto 67, ci credono adesso i padroni di casa. Mancano 2 più recupero, come dice anche il direttore di gara. Presti Giacomo intanto deve crederci per il Sant'Ernesto, che è una buona squadra. Ferraro di testa, la tocca poi Sistori, Acquisto, sempre uno dei migliori, abbiamo anche detto più volte all'interno della nostra telecronaca. Poi l'appoggio da parte di Catalano, poi Acquisto prova a complicarsi un po' la vita, ma riesce anche quasi a sfuggire alle 2 marcature della difesa. Sarà rimessa a laterale zona offensiva, Coppola di prima per il nuovo cross di Acquisto, palla però in rimessa dal fondo.
Va Villardita, lunghissimo, cercare i compagni, trova l'aggancio delizioso da parte di Scalici, poi Inguglia a cercare i compagni, tanto scompare anche un po' il sole, inizia ad esserci un po' più di ombra. Bosco, Brigaglia, buona la sua chiusura, 2 volte Brigaglia fa tutto solo, lo fa benissimo, poi chiude Melia e Brigaglia invece commette fallo. Poi l'abbraccio bellissimo tra Melia e Villardita, che infatti sorridono per il grande risultato di oggi. 1-3, mancano 30 secondi, poi ci sarà recupero. Vediamo quanto darà il direttore di gara di oggi. Acquisto per Catalano, allarga il gioco ancora in mezzo e la conclusione improvvisa sempre di Acquisto, che la riapre più che mai col mancino, sotto l'incrocio anche lui, 2 del risultato, minuto 69, c'è ancora speranza e forse si sono svegliati un po' troppo tardi i ragazzi di casa, ma adesso i minuti di recupero saranno roventi qui al campo della Panormus per questi ultimissimi istanti di Sant'Ernesto contro Borgonuovo. Doppietta da urlo di Acquisto col mancino, ha fatto 2 grandi gol, scivolata di Coppola, poi Mangiapane, cerca Salvaggio ma non lo trova, Villardita con il petto, Presti Giacomo allontana, di testa poi Scalici mette l'ennesima pezza alla difesa di casa. Adesso vediamo quanti minuti darà il direttore di gara, perché siamo già oltre 40 secondi dal tempo regolamentare. Acquisto è scatenato adesso, poi il controllo non è felice da parte di Carella. Difende Vespertino direttamente su Acquisto, che si alza il pallone. Acquisto continua, poi senza badare allo stile ma con tanta efficacia Capitan Villardita. Sistori, Acquisto, Vespertino ancora con il fisico, sarà rimessa per il Borgonuovo, ma che minuti finali adesso al campo della Panormus, ci crede squadra di casa. Probabilmente ha dato i minuti di recupero ma non li ha chiamati il direttore di gara, forse. Brigaglia sbaglia l'aggancio, forse uno dei primissimi errori, poi Bosco molto bravo adesso, salta Brigaglia ma non Coppola, è scivolata che commette fallo. Da qui in realtà sembrava di no, però era molto più vicino di noi, dunque ci fidiamo da parte del direttore di gara. Tempo è rimasto Gio Bosco, entra anche lo staff medico con il direttore di gara che risponde a tono a Presti Giacomo, che stava un po' forse chiedendo anche un cartellino giallo. Si tocca forse la spalla, poi Coppola invece allontanare Catalano, che è molto arrabbiato, diceva forse che il compagno non aveva fatto nessun intervento irregolare. Nel frattempo si è rialzato Bosco, tutto ok fortunatamente. Va lunghissimo Villardita a cercare il controllo dei compagni, poi mette una pezza Ferraro, palla in rimessa laterale, c'è ancora da giocare per il direttore di gara, un lungo recupero, siamo arrivati ormai al 73esimo, dunque oltre 3 minuti. Poi Acquisto non la tiene in campo, sarà rimessa laterale per il Borgonuovo, che vuole probabilmente tenere la palla sulla bandierina, si fa scavalcare Coppola, poi lotta lì davanti anche il entrato Salvaggio ma non la tiene. Acquisto, alza il pallone, allarga il gioco adesso dalle parti di Corvaia, che allarga molto bene per Brigaglia, che cerca la conclusione con il destro ma stava arrivando Melea come un treno.
Tanto è pronto un altro cambio. Vediamo chi esce e chi entra, soprattutto. Dovrebbe trattarsi di Antonio Sparacio o Danilo Sansone, perché sono gli unici due ad essere entrati. E infatti entra con il numero 16 Antonino Sparacio. Adesso vediamo conferma su chi è uscito. Perché è uscito Inguia, che era entrato al secondo tempo, ma è stata una soluzione forse fare giocare un po' tutti. Mangiapane chiede una trattenuta che non viene ravvisata. Poi Bosco, scivolata anche l'ultima a toccare. Poi allontana la sfera Bosco con Corvaia che va a lungo a cercare Briguia, vuole sfuggire dalla marcatura di testa Villardita, poi viene controllato, calcio di punizione, fallo da parte di Melea, e quella è una distanza molto interessante. Potremmo chiamare anche zona Storlesi, perché da quella distanza ha realizzato un super gol, forse in realtà qualche metro indietro per essere più precisi, ma piccolezze. Va Locacciato, vediamo se replicherà il suo avversario, che nei minuti finali del primo tempo riuscirà a realizzare una perla. Poi va in mezzo, la tocca Vespertino. Sarà calcio d'angolo, c'è ancora tempo per credere nel pareggio. Cross di Sistori sul secondo palo ed erano 4 maglie azzurre. Si sono semplicemente ostacolati però. Poi Briguia viene anticipato, non c'è più nessuno, ma va bene così. Finisce la partita, vince il Borgonuovo con il risultato di 2-3 dopo 76 minuti di fuoco. Una gara meravigliosa oggi al campo della Panormus. Dunque sconfitta per il Sant'Ernesto, che però forse si è svegliato un po' troppo tardi, ed è stato un grandissimo peccato, perché quando si è svegliata ha veramente fatto un grande calcio. Però chiaramente bisogna chiedersi cosa sarebbe successo se si fossero svegliati chiaramente prima. Nel frattempo noi vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia come ogni nostra diretta. Qui da Marco Genduso di Sportisire è tutto, vi ringrazio e alla prossima.